Una nuova stagione che si apre, quanto guarda al passato, o meglio alla stagione scorsa che è un po' una cartina tornasole? Allora, sicuramente la stagione che ci apprestiamo ad inaugurare è una stagione che si basa sulla situazione dell'anno scorso, perché in realtà viviamo il Covid è ancora influente nella nostra società, lo vediamo, però siamo ottimisti sull'andamento stagionale perché abbiamo visto la stagione scorsa che operando seguendo con attenzione tutte le varie indicazioni che ci vengono imposte dalle varie autorità, siamo riusciti ad avere una stagione assolutamente soddisfacente l'anno scorso. Abbiamo avuto dei mesi luglio-agosto che sono stati positivi e quindi anche il finale di stagione è stato soddisfacente. Quest'anno sta un po' ricalcando la situazione dell'anno scorso con un inizio un po' meno entusiasmante, anche perché appunto alcune restrizioni sono ancora in vigore, quindi la gente fa fatica a prenotare, però siamo consci che la situazione sta andando in miglioramento e quindi ci auguriamo veramente che in tempi rapidi si possa avere una vacanza estiva in sicurezza qua nella nostra costa e noi siamo pronti. Bibbione si gioca sempre la carta della natura in particolare, che porta novità quest'anno. È stato un anno che diciamo è servito anche a tarare un po' la vostra offerta. Certo, il Bibbione ormai da almeno un decennio ha preso la direzione della natura, quindi oltre alla spiaggia ampissima che abbiamo, che tra l'altro quest'anno avrà una grossa novità con circa un terzo delle strutture alberghiere che avranno una spiaggia completamente rinnovata all'interno del proprio comparto. Parliamo di 30 alberghi che si presenteranno con una spiaggia completamente nuova e con spazi ancora maggiori. Accanto a questo abbiamo le nostre piste ciclabili, tra Bibbione e il suo entroterra abbiamo più di 100 km di piste ciclabili, quindi tutte pianeggianti adattissime alle famiglie. Abbiamo delle oasi naturali dalla laguna fino all'incantevole faro con tutte le sue piste ciclabili facilmente raggiungibili che sono molto apprezzate dai nostri turisti, e questo è sicuramente il binomio vincente spiaggia e natura sul quale noi abbiamo deciso di puntare ormai da diversi anni. Tutti i presidenti da Bibbione a Sottomarina presenti insieme. Il gioco di squadra funziona dunque, appunto, non c'è una concorrenza, anzi lavorate assieme. Assolutamente sì, ormai è già da diversi anni che ci siamo uniti, abbiamo capito che l'unione fa la forza, quindi dei progetti comuni, tra cui oggi siamo qui per H-Benchmark, ma anche tante altre iniziative, fanno sì che l'intera costa possa godere di un risalto maggiore, possa avere dei progetti condivisi, quindi che sicuramente avranno maggiori possibilità di successo. Penso al marketing, ma penso anche proprio a progetti infrastrutturali dove coinvolgere tutta la costa fa sì che il progetto abbia più rilevanza e quindi sicuramente un'importanza maggiore nei vari organi. H-Benchmark in questo caso cosa offre di più? H-Benchmark è una piattaforma sulla quale noi abbiamo puntato come Associazione Albergatori Bibbione ormai da più di 5 anni, capendo l'importanza che ha il dato. Ormai nel 2021 non possiamo più programmare in base alle indicazioni che ci vengono dal di fuori. Bisogna che al nostro interno abbiamo le conoscenze per poterci programmare e l'unico modo è appunto la condivisione del dato. H-Bench è una piattaforma che condivide i dati delle singole gestionali, delle singole strutture e quindi ci può dare una visione in tempo reale della situazione, prenotazioni ma anche prezzi, e quindi capire in che modo si sta evolvendo la stagione turistica all'interno della località. Quindi un strumento importantissimo sia per monitorare in tempo reale, ma soprattutto per programmare eventi, manifestazioni, prezzi, offerte. Quindi è sicuramente uno strumento importantissimo sia per il singolo albergatore, che ha uno strumento importantissimo per capire come la singola località, ma adesso l'abbiamo aperto anche a tutta la costa, quindi si può capire l'andamento della stagione, i prezzi applicati nell'intera costa, e soprattutto permette di pianificare il futuro, che per noi del turismo è, anche in un periodo di incertezza come questo, sicuramente ha forse ancora più importanza.
Ultima cosa, c'è un ospite sgradito purtroppo anche in questa stagione, il Covid. Da questo punto di vista, per la sicurezza, per norme particolari, cosa è stato studiato? Allora, noi siamo in fase di definizione dei protocolli per quest'anno che al momento ricalcano quelli dell'anno scorso, quindi il distanziamento, evitare gli assembramenti all'interno delle nostre strutture, favorire il più possibile le attività ma anche la ristorazione all'aria aperta. Diciamo, sono delle norme, gli igienizzatori per le mani un po' dappertutto all'interno delle nostre strutture, sono tutte norme che l'anno scorso abbiamo applicato. Noi a Bibbione non abbiamo avuto segnalazione di nessun problema durante l'estate scorsa e vi assicuro che comunque turisti ce n'erano e quindi noi siamo convinti che applicando le norme in modo rigoroso si riesce a fare vacanza in modo sicuro all'interno della nostra località, ma io dico all'interno della Costa Veneta, perché poi, come detto, noi siamo un prodotto che si chiama appunto la Costa di Venezia ed è questo che noi dobbiamo promuovere. È una Jesolo, o meglio, è una costa diversa questa che sta riaprendo. Con quanta sofferenza dopo mesi e mesi e mesi? Non sono i 2 mesi dello scorso anno, sono molti di più. Sì, diciamo peggio dell'anno scorso, perché mentre l'anno scorso ci accorgevamo che stavamo andando verso il bel tempo e tutto stava sparendo, quest'anno ci portiamo dietro un sacco di polemiche, un sacco di incertezze che probabilmente ci rendono l'inizio ancora peggiore di quello dell'anno scorso. Ecco, come ovviare a tutto questo? Innanzitutto come si dà fiducia alla gente soprattutto? Beh, noi abbiamo già dimostrato l'anno scorso che meritiamo fiducia, perché durante l'estate non è successo niente, le nostre località praticamente si era azzerata il contagio, quindi vuol dire che gli imprenditori bisogna anche dargli fiducia ogni tanto, che si comportano bene. Ovvio che c'è sempre la mela marcia che non vuole capire certe cose, però nella stragrande maggioranza tutti si sono comportati molto bene e lo faranno anche quest'anno. Con norme precise, queste vengono chieste o c'è già un piano? Noi le norme le abbiamo già, sono quelle dell'anno scorso che sono abbastanza restrittive, abbastanza dure e intendiamo rispettarle anche quest'anno. Capisco anche che gli esperti abbiano difficoltà perché non stai parlando con qualcosa di definito, ma è qualcosa in evoluzione continua, quindi probabilmente è difficile anche per loro darci delle date e darci delle normative facili nell'applicazione. E quando parliamo a un livello, diciamo, superiore di controllo, visto che si parla di 11 comuni che lei coordina sostanzialmente, quindi ci sono spiagge ma non solo, ci sono modi diversi appunto di applicare anche dal punto di vista della forza, diciamo, dei commercianti in questo momento. Certo, allora diciamo che intanto Eraclea, che io rappresento come alberghi, sono pochi alberghi ma hanno la fortuna di essere immersi nel verde, quindi se c'è un ambiente straordinario è proprio quello di Eraclea. Però la cosa che mi sta facendo veramente piacere in questo momento è che tutte le categorie sono unite e tutti ci rendiamo conto che non è l'albergo più importante del commercio o il commercio e i pubblici esercizi più importanti. Tante volte c'era qualcuno che diceva ma è nato prima l'uovo o la gallina. Ecco, noi ci rendiamo conto e con le difficoltà l'abbiamo capito ancora di più che l'essere tutti assieme fa squadra è fare località. Una località ha bisogno di tutti. Mai come in questo momento gli alberghi si lamentano delle ore 23, del 22 di chiusura dei ristoranti, eppure gli alberghi sono liberi come orari per la ristorazione. Quindi vuol dire che finalmente abbiamo capito che siamo un tutt'uno. Questa ora in più sostanzialmente, che sembra al centro dei dibattiti, in realtà è un primo passo verso un'apertura più ampia. Sì, indubbiamente sì, anche perché località come le nostre hanno bisogno di dare anche svago e divertimento al cliente che esce, che va fuori, non sei in montagna che magari a una certa ora ti ritiri nella tua camera, qui hai voglia di uscire alle 10 per vedere gente, per stare con gente, per divertirti. Le nostre località, soprattutto quelli di mare, hanno bisogno anche del momento ludico, diciamo, ecco. Voi avete fatto squadra, commercianti, comuni e regione vi sostengono? Beh, direi di sì, anche loro capiscono le difficoltà del momento. L'unica cosa che veramente mi ha
e continua a darmi tanto fastidio è quando anche a livello governativo si parla tanto che siamo la nazione più importante dal punto di vista turistica, dovremmo far ripartire l'economia e poi continui a dire coprifuoco. Coprifuoco è un termine militaresco che dovrebbe essere eliminato. Poi quando si dice coprifuoco e i TG dicono fino al 31 luglio è follia, sappiamo già che col 1° cambierà, col 15 maggio cambierà. Perché dare questo messaggio che è quello che è stato raccolto all'estero? Io ho un'amica danese, mi ha mandato una mail dicendo abbiamo visto in televisione che voi siete tutti chiusi fino al 31 luglio. Capite la follia? Le parole sono pesanti e in turismo le parole sono veramente qualcosa di importante. Chi fa turismo deve imparare prima cosa vuol dire turismo e poi deve cominciare a parlare. Age Benchmark cosa insegna? L'importanza del dato in particolare. L'importante è avere un dato velocissimo, perché tante volte se aspetti i dati della regione, che non è colpa della regione perché tanti li trasmettono in ritardo, tu non sai come muoverti o come agire nel mercato. Il bench ti dà non solo la possibilità di intervenire giorno per giorno, ma ti dice anche in anticipo come stanno andando le vendite e in che periodi, quindi diventa veramente importante per un'ottima programmazione. E poi il fatto che sia collegato con i nostri gestionali non è la discrezione di uno dire quanta gente avrà tra un mese e due, ma è il nostro gestionale che in automatico darà i veri dati e questo è fondamentale per non parlare a caso, come purtroppo tante volte vediamo che c'è gente che spara numeri. No, i numeri vanno analizzati scientificamente e dati con cognizione di causa. Stagione che sta per cominciare, a Caorle sono già in buona parte, o comunque cominciano a vedersi anche già quello che saranno gli ombrelloni tra poco. Allora, per quanto riguarda la spiaggia è già quasi pronta, la picchettatura è stata fatta e adesso verranno messi giù anche posizionati i lettini, quindi siamo a un buon punto, diciamo che non dico quasi meglio degli anni scorsi, però siamo in linea perfetta con quello che dovrebbero essere le esigenze per il turista della spiaggia. Ecco, per quello che riguarda invece gli alberghi si incominciano a vedere delle prime diciamo avvisaglie di pulizia e di tentativi di apertura, aperti ancora no, non ancora, però si stanno preparando ad aprire. Si stanno preparando ad aprire, anche se con una certa, è abbastanza evidente, non scopro l'acqua calda, incertezza su quella che è la stagione futura, incertezza dovuta al fatto che se ci si potrà muovere, se ci saranno le quarantene oppure no, da come verranno liberati diciamo dai governi soprattutto tedeschi e austriaci, che noi lavoriamo molto con questa fetta di turismo estero, altrimenti dovremmo rifarci e probabilmente sarà sicuramente anche quest'anno un turismo diciamo di vicinanza, perché la gente comunque, tutti quanti avranno il timore di potersi spostare, di potersi muovere, però è una stagione che noi siamo abbastanza fiduciosi, però comunque sarà una stagione diciamo dell'ultimo momento, non possiamo, ecco, la nostra difficoltà è quella di fare una programmazione vera e propria della stagione turistica. Lo scorso anno da questo punto di vista cosa può insegnare? Beh, lo scorso anno ci ha insegnato praticamente che dobbiamo essere sempre molto attenti a quello che è intanto il turismo di vicinanza, il turismo diciamo di prossimità. Esatto, e quindi abbiamo avuto, parlando proprio di turismo di prossimità, l'anno scorso una bella sorpresa, che molti italiani che sono venuti per la prima volta a Caorle l'hanno scoperta, l'hanno ritrovata e si sono detti pronti a ritornare, infatti stanno già cominciando a richiamare per tornare quest'estate. Ovviamente chiedono un po' di fiducia, nel senso che telefonano, si informano, vedono se c'è, tanto la prenotazione magari non la fanno subito, però intanto si informano per vedere se sono in ritardo, se possono farla. Ecco,
è un'incertezza che è comprensibile da parte di tutti, perché siamo in una situazione che oggi si sa come va, domani non si sa più, è una cosa che dobbiamo imparare a vivere un po' al momento, cosa che non eravamo abituati una volta, quando addirittura i nostri clienti prenotavano a Natale e la stagione si faceva e si programmava molto bene. Dobbiamo imparare invece questo nuovo, chiamiamolo stile operandi, per poter vivere e organizzarsi sempre più in maniera elastica, anche elastica è una parola adatta, elastica vuol dire poter dare, comprimere e verificare i servizi che effettivamente siamo in grado di dare e il turista di poter accogliere. Quindi l'esperienza di H-Benchmark da questo punto di vista vi può essere di supporto ulteriore con la conoscenza dei dati? Sì, ecco, l'esperienza di H-Benchmark è sicuramente un'esperienza utile, in quanto ci potrà fornire l'andamento di mercato su quello che è la domanda e l'offerta, ma anche regolarsi su quello che potrebbe essere il prezzo appetibile e il prezzo fruibile dal cliente, perché è inutile che noi ci fissiamo con dei parametri che poi non sono fruibili dal cliente, e in altri momenti invece potremmo usare dei parametri diversi e ce li perdiamo. H-Benchmark ci potrà fornire questo dato, è un dato importante, è una cosa che è nuova per noi, perché per noi Caor ad esempio è nuova, non saremo subito nel totale ad aderire, ma sicuramente è una partenza che farà, diciamo, il suo cammino in maniera perfetta. Ultima cosa, la seconda stagione con l'ospite indesiderato che è il Covid, che misure particolari verranno applicate? Beh, le normative sono rimaste quelle dell'anno scorso e verranno applicate quelle. Ecco, quello che ci piace un po' meno è il discorso della chiusura alla sera, il coprifuoco, che diciamo che praticamente ci pone in difficoltà nel fatto che il cliente dopo le 10 di sera vorrebbe farsi la sua passeggiata a mare e viene giù anche per quello, per il relax eccetera eccetera. Non lo trovo neanche tanto giusto, perché se noi concentriamo tutte le presenze in un orario e non le diluiamo, rischiamo noi a creare degli assembramenti. Invece dovrebbe essere il contrario, dovremmo poter dire che la gente possa uscire quando vuole, per evitare proprio che ci siano questi assembramenti. Esattamente il contrario, permettere alla gente di potersi divagare e spostare durante le ore anche notturne, ecco, per evitare gli assembramenti. Non credo che serva mettere un coprifuoco, bisogna fare della sicurezza, bisogna mettere degli organi di controllo nei posti dove si sa possa essere creati questi assembramenti, ma non privare anche il cittadino qualsiasi della propria libertà, che poi viene in ferie magari una volta all'anno e è proprio quello che ha bisogno, perché le ferie, ricordiamoci che sono un po' come anche andare in una casa di cura, cioè uno va in ferie e praticamente è come se andasse a rimettersi a posto, torna a casa, arriva che di solito è tutto arrabbiato per le sue cose e deve andare via invece che è completamente tranquillo, ricaricato, e non il contrario. Partiamo da H-Benchmark innanzitutto, il potere del dato, cosa offre in più questa esperienza? Ma credo che il dato oggi sia una delle cose più preziose che abbiamo, se non sbaglio molte multinazionali mondiali vivono di dati in realtà, quindi questo ci dà la dimensione dell'importanza del dato in sé. Chiaro che il dato di per sé, se non viene utilizzato e finalizzato a strategie, ma soprattutto se non si ha la capacità di analizzarlo, serve a poco. Oggi credo che chi fa impresa non possa prescindere da analizzare i dati e da prendere scelte consapevoli sulla base degli stessi. Consapevole in questo caso è tutto il litorale? Sì, da quest'anno siamo riusciti finalmente a mettere a sistema tutto il litorale, tutta la costa veneta, quindi tutte le principali località delle spiagge si stanno dotando o si sono già dotate da anni dello strumento. Sempre più soci, e questo grazie anche all'intervento negli ultimi bandi della Regione Veneto, stanno aderendo al progetto, e quindi popolando sempre di più questo dato, che diventa ovviamente tanto più è popolato, tanto più diventa accurato, preciso e quindi attendibile e utile di conseguenza. Quindi è una semina sostanzialmente che dovrà ancora crescere? Assolutamente, c'è ancora molto
molto margine di crescita e credo che più passa il tempo più la gente prenda consapevolezza dell'importanza di questi strumenti. Non possiamo più basare le scelte imprenditoriali e scelte aziendali, soprattutto in momenti così difficili dove le certezze che avevamo fino a qualche anno fa vengono messe in discussione dalla quotidianità che viviamo, le scelte che prendiamo non possono essere basate sulla pancia, sulle sensazioni e ancor meno su uno storico che oggi non esiste più. Un'ora è un tempo breve, però passare dalle 22 alle 23 intanto sarebbe qualcosa in più in questo coprifuoco che fa tanto discutere. Ma il coprifuoco di per sé credo sia una cosa che non serva, non mi accontento sinceramente di passare dalle 22 alle 23, non si può fare turismo, non si può garantire un'idea di vacanza spostando di un'ora un coprifuoco. Già di per sé il coprifuoco insomma, vigeva normalmente nei periodi di grande guerra, nei periodi militari, quindi non credo sia un termine che si addice al turismo di per sé. Oltretutto non trovo neanche sensato nell'interesse della pandemia stessa fissare un orario entro il quale concentrare tutte le presenze dei ristoranti, dei locali o di chi insomma in quel momento esce, perché credo che più allunghiamo in realtà più diluiamo questi flussi, quindi possa essere anche ulteriormente utile ai propri fini pandemici. Spostare invece l'attenzione verso la spiaggia, quindi maggiori controlli su quelli che sono i termini che applicate, le norme che applicate per la distanza e così via, potrebbe essere utile? Ma io credo che di per sé già l'anno scorso abbiamo dimostrato quanta attenzione, quanto scrupolo abbiamo proferito nel cercare di garantire e tutelare i nostri ospiti, i nostri collaboratori, perché sono preziosi tanto quanto, e direi anche con una notevole efficacia, perché se pensiamo all'estate scorsa, forse grazie anche al periodo estivo di per sé, le problematiche sono state quasi inesistenti, quindi evidentemente i protocolli sanitari sia internamente alle strutture ma anche sulla spiaggia hanno funzionato direi a dovere. Si può sempre migliorare e questa spinta al miglioramento e l'attenzione parte in primis da noi, perché siamo consapevoli che in questo momento di attenzione ma soprattutto di percezione da parte dell'ospite sulla sicurezza, visto quello che stiamo vivendo, è estremamente accentuata, quindi è nel nostro interesse garantire e soprattutto comunicare efficacemente questa sicurezza nel poter fare vacanza nelle nostre spiagge. Prenotazioni cominciano un po' a sentirsi in più? Prenotazioni non stiamo avendo dei grandi esiti, soprattutto devo dire nella fase iniziale della stagione. È evidente che quanto stiamo comunicando al mondo in questo momento non va certo nella linea auspicata. Abbiamo degli esempi vicini, perché quando ci confrontiamo non possiamo certo confrontarci con il vicino di casa, ma dobbiamo guardare nei mercati internazionali. Abbiamo esempi come Grecia e Spagna su tutti, che stanno comunicando efficacemente l'idea di sicurezza nel pensare ad una vacanza presso le loro coste e le loro località in generale. Noi questo non lo stiamo ancora facendo, si poteva sfruttare l'idea della vaccinazione del personale del mondo del turismo, cosa che in questo momento sta subendo delle battute d'arresto, visto che oltretutto il vaccino che era destinato a questa iniziativa era Johnson & Johnson, ma in questo momento insomma, probabilmente c'è una guerra anche industriale all'interno di chi produce vaccini per cercare di portare a casa il risultato, e in questo momento però a pagare a caro prezzo la cosa sono le aziende e le imprese delle nostre località. Quindi abbiamo bisogno di comunicare sicurezza per poter essere competitivi nei mercati. Prima cosa, quindi Covid free sostanzialmente è più un concetto di marketing che una realtà purtroppo al momento. Ma allora io non credo che quando hanno iniziato a comunicare le spiagge Covid free in Grecia fossero tutti esattamente Covid free. Poi che fosse un'intenzione, che fosse un progetto, questo certamente sì. Noi dovevamo fare altrettanto, dovevamo poter, e questo non vuol dire millantare cose che poi non avverranno, voleva dire avere chiarezza sul progetto che veniva messo in piedi per arrivare pronti alla stagione, ovviamente comunicandolo per tempo, che saremmo stati in grado di offrire la sicurezza e le garanzie che abbiamo offerto la stagione scorsa. Questo non è stato fatto, è un'occasione che abbiamo perso. Ogni giorno che perdiamo e che non comunichiamo questa sicurezza è un giorno nel quale le nostre aziende, le nostre famiglie, i nostri collaboratori perdono possibilità di lavoro. Se Johnson & Johnson e AstraZeneca avranno, come sembra su base volontaria, sotto i 60 anni la possibilità di essere distribuiti, questo è un vantaggio per quanto riguarda gli operatori, si prevede una massiccia adesione. Ma guardi, noi ci stavamo già muovendo perché, come su indicazione del governatore Zaia, stavamo preparando la culla in attesa che arrivasse il bambino. Il bambino era al vaccino e siamo ancora in attesa. La culla le potrei dire che è quasi pronta, manca solo da stringere qualche bullone, ma gli accordi, gli incontri con vari partner che possono essere utili nell'interesse di portare avanti questo piano vaccinale privato, diciamo così, del mondo del turismo sta andando avanti. Siamo direi quasi pronti, dico quasi perché siamo in attesa di tempi certi e di prodotti certi da parte del governo, della regione, dell'ente sanitario per poter chiudere gli accordi necessari, ma abbiamo bisogno anche lì di certezze. La parola d'ordine oggi è certezze, rassicurazioni, ma soprattutto programmazione, che è quella che sta mancando. Un festival che doveva partire
in altri momenti molto più delicati, o perlomeno come questo? L'anno scorso era tutto pronto, siamo arrivati a questa prima edizione nel 2021, ci arriviamo con un parterre veramente eccezionale, 30 tra moderatori e relatori di livello nazionale e internazionale appunto molto, molto alto. Per parlare di geopolitica, e credo che questo anno e mezzo tutti abbiamo capito cosa significhi dover affrontare alcuni problemi dal punto di vista globale e non soltanto vedendo l'orto di casa. Anche tecnicamente, perché un festival in presenza è una cosa, un festival ibrido come questo, in che modo ibrido? Allora, qualche relatore, qualche moderatore sarà presente al Teatro Vivaldi. A questo proposito ringraziamo il Comune di Jesolo, il Sindaco Zoggia e l'assessore Scaroni per aver dato la loro disponibilità come città all'accoglienza di questo che è un appuntamento che appunto non è locale, è internazionale. Peraltro Jesolo è proprio una città a vocazione internazionale, quindi è giusto che la cosa accada qui. Misto, nel senso che saranno collegamenti online su diverse piattaforme, ma ci sarà anche la presenza appunto di qualche relatore. Sottolineo per esempio l'ammiraglio Agostini, che è il comandante della missione Irini della Marina Militare Italiana. Ci sono giornalisti, ci sono politici importanti all'interno di questa rassegna? Allora, i politici sono politici che ricoprono incarichi istituzionali e sono invitati in questo senso. Quindi l'appuntamento è un appuntamento di politica, ma di politica alta, altissima. Cito tra i moderatori e tra i giornalisti Maurizio Molinari, che è un po' anche il nostro ispiratore e consulente editoriale generale, che è, naturalmente non ha bisogno di presentazioni, ma è il direttore di Repubblica, è il direttore editoriale del gruppo Gedi, ma poi ci sarà il direttore del Gazzettino Papetti, ci sarà Marta Ottaviani, il tutto sarà coordinato dalla giornalista di Panorama del gruppo Mondadori, Eleonora Lorusso. Una volta spiegata l'ambientazione, da cosa parte l'idea? Allora, l'idea parte dal fatto che per tanti anni l'informazione ha trascurato l'aspetto internazionale, degli affari internazionali, era relegata in alcune pagine interne oppure addirittura era un po' trasversale, a parte qualche dovuta eccezione come il Corriere e la Stampa, e invece adesso tutti ci siamo accorti nel mondo dell'informazione non di quanto importante sia la geopolitica e gli aspetti internazionali della politica. Il nostro approccio credo sia innovativo in senso assoluto, nel senso che è un modo interdisciplinare di affrontare l'argomento della geopolitica. Quindi c'è l'aspetto della difesa e della sicurezza, c'è l'aspetto della diplomazia e delle relazioni internazionali, c'è l'aspetto economico e finanziario con Confindustria e c'è l'aspetto informativo comunicativo con il mondo dell'informazione, l'ordine dei giornalisti e il mondo accademico dell'università. Il pubblico che vorrà seguire come dovrà fare? Allora, potrà collegarsi sulla pagina Facebook, potrà collegarsi attraverso il sito del Comune di Jesolo, il nostro sito che è dedicato www.festivalgeopolitica.it, ci sarà un canale YouTube e gli smaliziati faranno quello che devono fare, l'informazione farà la sua parte, nel senso che daremo informazioni appunto su come poter accedere ai lavori.